Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle nell'appuntamento del giorno con l'oroscopo di Radio.0. Andiamo a sentire quali prospettive ha in mente il cielo per noi in questo mercoledì di giugno e quindi scopriamo subito di più. Intanto un buon ascolto. Iniziamo dagli amici dell'Ariete. La giornata grazie alla luna in Sagittario scorre all'insegna del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite e ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi coinvolgerete un caro amico in un'iniziativa a cui tenete molto. Toro, dopo un'attenta autoanalisi saprete mettere a frutto le vostre migliori qualità a dispetto delle circostanze, supererete ogni ostacolo. Il buon senso e l'innata diffidenza vi consentiranno di tenervi ancorati a terra e di non credere ai miraggi. Gemelli, intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano un po' oggi, creando tensioni con il prossimo. Mettete in conto un seccante imprevisto. Mantenete l'attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di confondervi. Cancro, mercoledì pensieroso per quanto riguarda il lavoro, siete ambiziosi ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L'intesa con gli altri è discontinua, insorgono malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcuno. Leone, ansia da rivoluzione mal indirizzata, non ascoltate i richiami di Urano che soprattutto nel lavoro possono farvi imboccare strade sbagliate. La Luna in trigono a Marte vi procurerà incontri e vi guiderà alla vittoria in ogni eventuale sfida. Vergine, la solita routine in genere così rassicurante oggi vi va un po' stretta, la colpa è da attribuirsi alla Luna che semina insofferenza e disguidi in ogni dove. Gli impegni vi stressano? Niente panico, con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto. Bilancia, la luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore, approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Belle novità vi attendono oggi, telefonate a un amico perso di vista o escogitate una serata effervescente in ottima compagnia. Scorpione, ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre imprese professionali. Ci sono però spese impreviste che si stagliano all'orizzonte. Grazie alla determinazione più smagliante del solito si concretizza per voi la possibilità di ottenere ottimi risultati. Sagittario, molto disinvolti e intraprendenti, se siete single avrete tutta l'audacia di osare nuove conquiste e di nutrire l'intesa con sincero entusiasmo. Un risarcimento legale vi attende per un torto subito, tra ingenuità e diffidenza oggi trovate il punto di mezzo. Capricorno, porterete a termine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione vi aiuterà a dare il giusto valore a una questione che vi sta a cuore. Prestate attenzione ai rapporti interpersonali cercando di essere più diplomatici, potrebbero nascere infatti rivalità. Acquario, la luna in Sagittario è una panacea per l'umore, soprattutto quando come oggi avete bisogno di ampliare gli orizzonti e di evadere dalla routine. Le circostanze vi irritano, ma lo scambio con i colleghi è stimolante e proficuo, in arrivo nuove conoscenze. E chiudiamo con i pesci. Le idee sono vincenti, seppure ancora un po' confuse. Niente fretta, pianificate il lavoro con serietà mettendo in campo autocontrollo e raziocinio. La voglia di evasione e libertà si scontra con una serie di impedimenti e di tensioni con l'esterno. Ed è tutto quindi anche per oggi, cari amici delle stelle. Il nostro oroscopo, l'oroscopo di Radio.0, ritorna domani ancora con tante novità per voi. Intanto grazie per essere stati con noi anche oggi, vi auguriamo una buona giornata, un buon mercoledì e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0